Ero lì, gli avevo detto di scendere, se riuscivo in qualche maniera a farli salvare mi sarebbe piaciuto, invece purtroppo non è stato così. È un rammarico che porterà sempre con sé Marco Turbian, autotrasportatore di Malo, coinvolto inizialmente in un piccolo incidente dopo il quale si è innescata la carambola mortale in cui hanno perso la vita Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto. Avviene tutto in pochi istanti, verso le 9:30 di giovedì mattina. A un certo punto, a metà galleria, tipo, ho sentito un piccolo botto, come avessi preso una buca. Guardo dallo specchio e mi sono accorto che una macchina mi ha leggermente tamponato e in quel momento ho visto la macchina, ha sbandato e si è fermata in corsia di sorpasso. Mi sono fermato in corsia di emergenza, ho acceso le 4 frecce, sono sceso, sono andato lì vicino, io in emergenza e l'auto in corsia di sorpasso, mentre che le auto purtroppo continuavano a passare e nessuno si fermava, e ho chiesto al conducente se stava bene e lui ha fatto un cenno col dito, mi ha detto sì, tutto a posto, è sceso, mi fa scusami e gli ho detto anche scusami di cosa, tanto il danno è veramente lieve. Nel frattempo in galleria il traffico continua a scorrere sull'unica corsia libera, quella di marcia, perché quella di sorpasso è occupata dall'automobile del giovane sacerdote salesiano, a quanto risulta con una ruota piegata e quindi non più manovrabile, e in emergenza c'è il mezzo pesante. Gli avevo fatto anche il cenno, poi lui è risalito in auto perché giustamente non so, forse cercava le carte per fare la costazione amichevole, non lo so, è risalito in auto, gli ho fatto anche il cenno poi di scendere perché era pericoloso, perché le auto continuavano a passare. E poi sono tornato in camion perché mi è venuto in mente che un mio collega stava arrivando e ho preso il telefono e l'ho avvisato, ho detto cerca di bloccare il traffico perché almeno creiamo dei rallentamenti. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo e poi si sa che è sopraggiunta un'altra auto, poi lì ovviamente ha colpito l'auto ferma e purtroppo non c'è stato scampo per i 2 ragazzi, insomma. Nonostante la pericolosità della situazione, con la carreggiata quasi tutta ostruita, nessuno si è fermato, non tanto per curiosità quanto per garantire una maggiore tutela dei mezzi e delle persone coinvolte. Io insomma, sono 30 anni che faccio questo lavoro e c'è sempre la paura che dopo quando ti fermi magari bloccano, perdi tempo, ti chiedono informazioni, e allora la gente tende sempre purtroppo ad andare. In questo caso però magari se si fosse fermato qualcuno, avesse creato dei rallentamenti, può essere che si fossero anche salvate le persone. Poi è difficile dirlo ovviamente col senno di poi, però potrebbe essere stato così.